Bene, ciao a tutti, sono Thomas De Gobbi. Oggi in questo video vado a toccare un argomento importantissimo e delicato. Quanto costa il mio servizio? Partiamo in linea generale. In qualsiasi tipo di evento che io debba organizzare, mi troverò di fronte alla scelta di un artista e strumentazione necessaria perché l'artista possa svolgere il proprio lavoro. Se parliamo ad esempio di un matrimonio svolto in una villa, dove ci sono 3 o anche addirittura 4 zone di intrattenimento ospiti tra cerimonia, aperitivo, il banchetto, la torta e la festa conclusiva, ovviamente avrò bisogno di tutta la strumentazione necessaria per coprire queste varie zone. Quali scelte posso avere? Chiedo l'intervento ad un service, cioè un'azienda che manderà dei tecnici con strumentazioni di alta qualità che monteranno tutta la strumentazione audio e luci necessarie al vostro evento. Oppure chiedo al DJ o al musicista che mi piacerebbe avere se ha tutta la strumentazione idonea e consona per il tipo di evento che vorrei svolgere. Però dovete assicurarvi che il DJ o il musicista abbia strumentazioni di qualità e soprattutto sufficienti per il risultato che vorreste ottenere. Capito quindi che la strumentazione ha un costo importante anche per il DJ o il musicista, il quale o la noleggia da un service con dei vantaggi economici oppure ce l'ha di proprietà. Deve comunque organizzarsi in modo da venire alcune ore prima dell'inizio dell'evento per sistemare tutti gli strumenti e far sì che tutto sia già funzionante prima del vostro arrivo. Chiedo sempre a tutti che tipo di evento si vuole organizzare, proprio per capire se è indispensabile chiedere l'intervento di un service per allestire tutto ciò di cui si ha bisogno e lasciare a veri professionisti il compito di allestire tutti gli impianti audio e luci necessari. Quando mi parlerete del vostro evento sarò io stesso a consigliarvi quale strumentazione minima sarà necessaria per avere il risultato che desiderate. Andiamo ora a parlare del servizio che posso svolgere per voi. E qui non posso permettermi di fare paragoni ad altri musicisti o DJ. Dovrete farlo in autonomia, proprio considerando la personalità, la simpatia, il carisma, la preparazione sia musicale che la capacità di intrattenere i vostri ospiti anche semplicemente utilizzando il microfono, cosa molto importante. Come vi ho già raccontato in altri video, il mio servizio non è soltanto quello di accompagnarvi con la musica al sax e poi farvi divertire in modalità DJ. Ovviamente è anche quello di seguirvi in tutta la giornata, così da presentare al microfono in maniera molto delicata e professionale i vari momenti, aiutare i vostri ospiti qualora abbiano preparato degli scherzi o degli interventi di vario tipo. Qualora si trattasse di eventi aziendali o privati, certamente vi aiuterò nelle varie presentazioni e vi seguirò in modo che tutti i vostri ospiti siano a loro agio. Tutta la mia esperienza maturata in oltre 15 anni di questo mio lavoro sarà a vostra disposizione. In conclusione, quando mi si chiede un preventivo, non rispondo mai con un prezzo copia e incolla, perché devo ovviamente conoscere questi dettagli importantissimi. E poi per me la cosa più importante di tutte, vorrei conoscervi perché oltre alla mia professionalità vorrei trasmettervi anche la mia semplicità e la mia simpatia. Spero di avervi dato qualche informazione in più così che possiate affrontare il vostro preventivo in una maniera totalmente serena. Non mi resta che ringraziarvi per il tempo che mi avete dedicato e musica!